Assessore Bini, è terminata da poco la visita alla Roncadin di Meduno, società leader nella produzione di pizze surgelate. Quanto è importante per l'amministrazione regionale mantenere il contatto con queste realtà produttive? Beh, per noi è fondamentale, io l'ho detto e l'ho fatto fin dalla prima ora, insomma, più che stare a palazzo è bene farsi contaminare dalle realtà produttive, parlare con gli imprenditori, parlare con i lavoratori. Questo noi stiamo facendo. Oggi abbiamo avuto la fortuna di visitare questa eccellenza del Friuli Venezia Giulia, un'azienda che dà lavoro, pensate voi, a circa 800 persone ed è cresciuta moltissimo in questi ultimi anni. Insomma, brand, aziende, nomi, imprenditori importanti per il nostro territorio che stanno facendo, come dire, conoscere e stimare la nostra regione in giro per il mondo. Devo dire che la regione Friuli Venezia Giulia sta ripartendo alla grande, i dati sono importantissimi come sia dal punto di vista del prodotto interno lordo, della tenuta occupazionale, dell'export. E il merito principale, sapete di chi è? Proprio degli imprenditori che in un periodo non proprio semplice hanno comunque avuto la capacità per l'ennesima volta di tirarsi sulle maniche e di affrontare le turbolenze del mercato. È un'azienda che ha un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale. Sì, ci sono stati presentati dei dati, non solo bilancio sostenibile che si scrive sulla carta, ma proprio messa a terra di tutta una serie di iniziative sostenibili, circolari, insomma un'azienda al top non solo da un punto di vista produttivo, ma proprio anche dell'applicazione di quelli che sono i dettami previsti dall'economia moderna, quindi circolare, sostenibile, insomma un bel esempio.